stato di agitazione di massa, già decretato e già in essere da oggi. Materne paritarie si sciopera, pronte le barricate tra Scivoli e Altalene già dal 20 o 21 novembre. Siamo sempre stati quelli che tanto sono buoni, tanto sono silenziosi, tanto va bene così e adesso basta. E sarà il primo sciopero nella storia delle scuole paritarie pubbliche dal 2000, ma praticamente ancora private nella gestione economico-finanziaria. Asili e scuole materne del Veneto sono creditrici di oltre 50 milioni di euro dallo Stato e dalle casse regionali. La drastica decisione della FISM verrà ufficializzata in settimana, quando il giro delle consultazioni provinciali sarà concluso. Tutti insieme, il famoso villaggio che stiamo mettendo su, da Rovigo a Belluno e da Venezia a Vicenza, tutte le province, insieme facciamo la stessa cosa. Oggi si è espressa la provincia di Treviso. Il 90% delle scuole rappresentate alla chiesa votiva ha deciso per lo sciopero. Io appoggio in pieno, finalmente qualcuno ce lo chiede di fare, lo sciopero da parte degli indipendenti. Provocatoriamente Don Carlo, che si occupa di 18 scuole paritarie a Treviso, propone anche lo sciopero dei gestori, possibile e senza conseguenze soltanto per il soggetto privato. Se qualcuno mi mette in prigione e ci vado, allora dopo dovrà pur dire pubblicamente che ho interrotto un pubblico servizio e finalmente allora si dovrà riconoscere che la nostra è scuola pubblica. Credo che anche qualche presidente, sentendo, deciderà anche di muoversi in questo senso, con i rischi che comporta questo. Questo si paga anche con l'arresto. Le scuole paritarie associate alla FISM sono 1073 e accolgono circa 83.000 bambini, cioè il 61% di tutti i bambini veneti tra i 3 e i 6 anni. E lo Stato riesce a risparmiare 6 miliardi e 250 milioni grazie al servizio delle paritarie italiane, alle quali altrimenti dovrebbe o dovrà sostituirsi. Siamo scuola pubblica e questo vuol dire che siamo parte di un complesso pubblico, di un sistema pubblico di istruzione e ad oggi questo non c'è. In secondo luogo chiediamo che comunque ci sia una chiarezza di tempi e di cifre di erogazione dei contributi.